Buongiorno a tutti ragazzi e buon lunedì. Come tutti sapete, in Alaska ci sono tantissimi, antenne come vedete in questa foto. In effetti ci sta un campo dove ci sono 180 metri di piedi, così, tutte secondo qualcuno e secondo i teorici della cospirazione, tutte queste torri di antenne possono essere utilizzate per inviare onde radio che rimbalzano nella ionosfera. Quindi, rimbalzando anche sottoterra, possono provocare anche terremoti. In effetti, a parte che possono influenzare il clima, perché mandano tutta questa energia nella ionosfera, poi le onde ribalzano a terra e potrebbero creare terremoti. Quindi diciamo che queste onde elettromagnetiche rimbalzano sulla terra e penetra in tutto, la nostra terra. Quindi in effetti ha un duplice potere, cioè quella di non far piovere o far piovere in un determinato luogo, e poi siccome le onde ritornano a terra possono colpire sottoterra a chilometri e influire sulle placche tettoniche del mondo, quindi scatenando anche terremoti. Quindi in effetti è come una lente gigantesca che brucia il cielo, però poi rimbalza sottoterra, quindi diciamo che sarebbe quasi un'arma con conseguenze ambientali davvero devastanti. In effetti, questo secondo un scientifico, quindi non è che lo dico io. Ma un'altra cosa molto strana di questo ARP, che hanno detto che in effetti era solo per fare una prova sulla ionosfera, che poi dicono è stato chiuso, non funziona più, ma non è vero, perché qualcuno giustamente stava nei dintorni e vedeva se queste torri emanavano onde elettromagnetiche. In effetti stanno continuando ancora, non è chiuso, in effetti ci stanno ancora le persone che lavorano dentro, quindi è inutile che gli Stati Uniti dicono che sono ferme, perché giustamente qualcuno li ha visti che ancora le stanno adoperando, anche perché sono andati lì vicino e hanno visto che ci sono un sacco di onde elettromagnetiche che derivano da quel luogo lì, quindi in effetti è tutta una baggianata quella che loro hanno detto, che stanno chiuso già da anni e anni in effetti. Quindi diciamo che, a parte questo ragazzi, loro potrebbero creare anche un portale verso una dimensione aliena. In effetti è stato visto come un dispositivo, a parte sul controllo del clima, è un'arma, ma anche un portale verso una dimensione aliena, cioè questa forte ondata di onde elettromagnetiche potrebbe aprire, un tipo un wormhole, cioè un passaggio da una parte all'altra dello spazio. Quindi pensate un poco, queste onde radio super potenti che riescono ad aprire un varco, spazio-temporale. In effetti, riesce a penetrare con fortissima energia nella ionosfera, e quindi, secondo questo scienziato, potrebbe aprire un varco spazio-temporale, tipo un buco nero, un wormhole, che farebbe arrivare, poi gli alieni in questa dimensione qui. Quindi può darsi pure che non lo facciano involontariamente, ma che questa, ondata di energia adatta, che fa paura, rimbalzando nel cielo, provoca un'energia così da potente da formare un wormhole. Poi, siccome la ionosfera la riflette sulla Terra, può penetrare, nei chilometri e chilometri della Terra e influire sulle placche tettoniche, e quindi causare
terremoti, quindi diciamo che in effetti ha una doppia specifica, diciamo può fare quello e quello in effetti, apre lo spazio temporale questo wormhole, cambia diciamo il clima dove vuole lui perché giustamente il jet poi è posizionato, posiziona le antenne in un luogo del cielo ben preciso, o fa piovere o non fa piovere, quindi diciamo, può manomettere il clima a livello mondiale e poi automaticamente, giustamente, siccome la ionosfera è come uno specchio, riflette di nuovo le onde sulla Terra e dove colpisce si avrebbe, diciamo, il famoso terremoto. Quindi in effetti questo HARP, questo che poi è lungo 180 piedi, quindi è parecchio grosso. Pensate quante antenne ci sono, quindi non è una sola antenna come vedete qui in questa foto, anche perché non ho trovato foto da poter mettere in effetti per copyright, ma ce ne stanno a centinaia ragazzi di queste antenne tipo così, una vicino all'altro come una rete metallica e sparano energia adatta, onde elettromagnetiche adatte energia nei cieli. Quindi a volte vi sarà capitato che avete visto tipo il cielo tutto rotondo, queste cose così, più o meno è così ragazzi. Ciao avvocatella. In effetti questi qua stanno cercando un po' di fare tre cose in uno, quindi aprire uno spazio temporale, un buco wormhole nella ionosfera, cambiare il clima, poi automaticamente, anzi sfortunatamente, siccome le onde ritornano indietro come uno specchio, entrano a chilometri e chilometri sotto al sottosuolo della Terra e provocano, diciamo, terremoti. Quindi in effetti questo scienziato dice in una sola cosa loro fanno tre guai, in effetti loro vogliono cambiare il clima e invece aprono degli spazi temporali forse a qualche cosa di alieno, in più causano terremoti perché queste diciamo radio onde elettromagnetiche proprio pesanti sulla ionosfera poi vengono rimbalzate sulla Terra indietro e quindi possono camminare chilometri e chilometri sottoterra toccando placche tettoniche e innescando terremoti. Loro avevano detto che era chiuso, ma in effetti le persone sono andate lì e hanno trovato, diciamo, con i sensori di elettromagneticità che lì ci sta qualcosa di molto grosso attivo, non attivo. In effetti ci sta una foto che io ho però non posso mettere dove si vede che ci sta proprio un campo magnetico che sta sul massimo, quindi lì le antenne non sono spente, sono tutte accese. Quindi il sensore che rivela le onde elettromagnetiche sta sul suo massimo, quindi se le antenne sarebbero state chiuse non ci doveva essere nessuna frequenza, zero. Quindi è inutile che dicono che ARP sta chiuso da anni e anni perché non è vero. Questa è una notizia ragazzi di una settimana fa, quindi 7 giorni fa, non è che sto parlando di un articolo di chissà quanti anni fa, anche se loro negano che da anni e anni questo diciamo campo sta chiuso. In effetti hanno visto foto di gente che va, che viene, entra e esce, poi le onde elettromagnetiche ci sono, quindi come fanno a dire che sta chiuso se la frequenza ci sta? Quindi come sempre ragazzi, le vittime al finale siamo sempre noi. A volte ci domandiamo perché a volte qualche parte che doveva piovere non piove, il meteo è sbagliato, forse il meteo è così, forse ragazzi sono loro che semplicemente manipolano il clima. Qui deve piovere, qui no, qui deve fare la grandine esagerata, qui no. Quindi secondo me gli americani riescono a manipolare un po' il clima a livello globale e quindi diciamo
fateci caso una cosa, in Africa non piove mai. Anche Tesla, il famoso Tesla, penso che molti di voi lo conoscono, disse io ho inventato un macchinario dove che posso far piovere e non far piovere. Lui aveva inventato tipo un'elica che con degli ioni speciali poteva far piovere in un determinato luogo oppure no. Se gli ioni erano positivi poteva far piovere, se gli ioni erano negativi poteva non far piovere. Quindi tutte e due le cose poteva riuscire a fare. Difatti, se andate su YouTube e vedete, scrivete Tesla, ferma la pioggia, si aprono le nuvole, voi vedete proprio che Tesla è tipo come una ventola grande. Lui ci sta il maltempo sopra le nuvole, lui la mette in azione, mette gli ioni negativi e guarda caso dopo 5 minuti ragazzi il cielo si apre, le nuvole vanno via e il maltempo è passato, quindi era nerissimo. L'ha fatto più volte l'esperimento proprio per far vedere che era vero e l'ha fatto pure all'incontrario. In effetti il cielo era limpido e lui ha fatto venire a piovere, quindi in effetti l'ha fatto in tutte e due versioni, dopo, per non essere detto che era un bugiardo, anche perché Tesla ci teneva a ste cose in effetti, quindi diciamo che insieme a un altro inventore che voi penso che sapete bene, Ighina, andate pure su internet e troverete pure Ighina. Ighina anche lui aveva inventato questa ventola in effetti, quindi sia Tesla che Ighina sono stati due personaggi molto strani, diciamo. In effetti loro hanno fatto delle invenzioni che vanno al di fuori della, diciamo, della comprensione umana. In effetti Ghina come Tesla erano due geni proprio che facevano paura. E ancora su YouTube Ghina ci sono questi video che ti fanno vedere come Ghina fa piovere oppure no. Sì, sì, avvocate, erano geni incompresi, sì, ma erano persone proprio, secondo me, pazzesche, in effetti tutte e due messi insieme, sia Ghina che Tesla, che Nikola Tesla, erano due menti brillanti, in effetti. Ghina aveva fatto questa ventola gigantesca insieme a Tesla che poteva far piovere e non far piovere. E Ghina voleva portare questa macchina in Africa per far venire un po' di pioggia. Dice lì la pioggia non ci sta, facciamo piovere un po', così risolviamo la siccità che ci sta in Africa. E invece il governo, sai che cosa ha risposto? Il governo americano che lì non deve piovere. Perché deve andare così? Quindi dimmi tu, no, se un governo ti blocca e ti dice una cosa così, che puoi fare tu? È come se domani mattina io faccio la scoperta come curare il cancro e lo Stato mi dice, Mecchio, ti devi fare i fatti tuoi, la gente deve andare avanti così. Cioè, questo è il discorso, ragazzi. Questo mo voleva fare gratuitamente, non voleva soldi, quindi non è che lui, diciamo, voleva dei soldi, dice vabbè ma questo lo fa a scopa di lucro, no. Nichina voleva mettere questa macchina in Africa per farmi in modo che piovesse un po' e quindi si risolvesse il problema della siccità in Africa, dell'acqua. E invece gli stati hanno detto di no a Ichina, quindi l'hanno bloccato. Quindi è sempre così, purtroppo non puoi farci nulla. Se domani mattina esce qualche cura contro il cancro, faccio un esempio, contro i tumori e contro tutte queste malattie, diciamo che è la malattia del secolo, io sono convintissimo che la bloccano. Perché? Tu pensa a tutte le case farmaceutiche che vendono, diciamo, farmaci tumorali, quindi la chemio, no? La chemio ogni paziente costa 500 euro al giorno. Se domani mattina io ti do una pinnola e ti dico tu non prenderai più il tumore, il cancro o tutte queste forme di tumorali, lo Stato, non lo Stato, in effetti il sistema
perde miliardi e miliardi e miliardi e miliardi, miliardi e miliardi e miliardi di euro. Quindi non possono permettersi di fare una cosa così. Quindi diciamo che io sono convintissimo, lo dico da anni, pure quando vado a casa con papà che parlo, che la cura contro i tumori ci sta già da un sacco di tempo, solo non la metteranno mai in commercio. Uno perché l'elite, diciamo che chi comanda le case farmaceutiche, la farmaceutica, perderebbe miliardi e miliardi di euro in un solo colpo. Due, parliamoci chiaro, che cosa dicono? Che siamo 7 miliardi di persone sul mondo e siamo troppi. Quindi il secondo motivo sarebbe la sovrappopolazione. Quindi in effetti si deve morire perché siamo troppi qua sopra. Quindi come ti ricordi, noi in regola dovremmo essere sul pianeta Terra 500 milioni e non di più. Qua stiamo a 7 miliardi e mezzo, quindi ci stiamo 7 miliardi di persone in più. Quindi vedi un po' quante persone ci sono in più. Quindi automaticamente fa un doppio gioco. Uno, sì, uno dice io non la metto in commercio questa cosa perché ci perdo una barca di denaro. Secondo, è buono anche perché così togliamo un po' di persone da mezzo e abbassiamo la popolazione, quindi fanno un doppio gioco in effetti, quindi dimmi tu se a loro non conviene. Perché qua stiamo nel 2020 ragazzi, ancora stiamo combattendo contro una malattia che io vi dico una cosa che ma forse loro ce l'hanno la ricetta magica, l'avvocatella. Facci caso a tutti i capi di Stato, facci caso a tutte le persone davvero potenti potenti, se muoiono di tumore, tu facci caso. Parliamo della regina Elisabetta, parliamo di Putin, Bush, Obama, Trump, tutte queste persone, ma persone grandi parlo io, non sempliciotti, eh. Quindi nessuno cade malato di tumore, facci caso, possibile? Non guardiamo il cantante come diciamo i cantanti che loro questi qua sono persone che sono diventate miliardarie, famose, ma non è che hanno potere. Quindi anche un cantante famoso non può essere paragonato a uno potente, in effetti, pure se c'hai i soldi, non è paragonabile a un presidente degli Stati Uniti, un presidente della Russia, diciamo, già il presidente dell'Italia non lo pensano proprio. Tanto per fare un esempio, la regina Elisabetta, non so quanti anni avrà, e lei e il marito stanno perfettamente, sempre bene, senza malattie, senza nulla. Quindi è un po' strano, no? Capita sempre ai poveri. Oppure le persone che diciamo sono normali, che poi hanno fatto fortuna e sono diventati miliardari. Però a quelli che comandano veramente non è successo nulla. Oppure a volte quando succede è perché l'hanno voluto loro. Sì, sì, l'ho letto ieri, stava sul canale 5, sono andato da mamma e ho visto che stava la live della D'Urso e l'ho letto, sì. L'ho letto, diciamo, sotto un sottotitolo, le mora ai polmoni aerini, avevo letto in sfuggita mentre stavo da mamma. Quindi, diciamo, Lele Moro è una persona normale, sì, ci avrà avuto i soldi, tutto quello, ma al finale è uno normale, non stiamo parlando di Putin oppure della regina Elisabetta, quindi pure se hanno soldi o cose non contano. Anche il figlio di Agnelli, se vi ricordate, con la leucemia morì, quindi pure Agnelli non ci mancavano i soldi, ma non ci state nulla da fare. Io parlo proprio di poteri forti proprio. Allora parliamo di Soros, di Putin, dei presidenti degli Stati Uniti. Nessun caso di tumore c'è stato negli ultimi 20-30 anni di queste persone. Soros pure mi pare che ha 89 anni, Soros gode di ottima salute. Quindi pensate un po', anche perché nel 2020, guarda caso, ancora non si è risolto il problema dei tumori. L'AIDS forse l'hanno bloccata, in effetti non fa più danno più di tanto,
però per il tumore proprio non lo vogliono proprio cacciare fuori, anche perché in effetti con il tumore avevano fatto delle terapie alternative che poi non hanno voluto continuare. Il metodo di Bella, l'ascorbato di potassio, tutte cure naturali che costavano pochissimo e che non hanno voluto fare esperimenti per vedere se andavano bene. L'aloe vera, il padre, il padre famoso cappuccino che ha fatto queste aloe vera, poi ci stava l'Essiac di una francese, cioè nei secoli ci sono state un sacco di cure che hanno aiutato tante persone, però lo Stato, anzi le case farmaceutiche, non conviene che domani mattina ti do un po' di ascorbato di potassio che costa, che ne so, 10 euro al chilo e tu guarisci. Oppure una pianta di aloe vera che costa 10-20 euro e tu guarisci. Oppure l'Essiac che era... Ma guarda, non si tratta di essere onesti o non essere onesti. In effetti, forse il metodo di Bella non era proprio... Era a scopo di lucro, quindi anche io penso che il metodo di Bella non era poi tanto convincente. Però in effetti quello del padre, un monaco, non so di dove, non mi ricordo adesso, aveva fatto dell'aloe vera che curava, diciamo, questo tumore. Bach era una signora che fece con delle, diciamo, erbe, curò dei pazienti, ci furono 1200 guarigioni, però lo Stato, della Francia di allora fece scomparire tutto e la signora, come al solito, fecero morire, le tolsero tutti i brevetti che lei aveva fatto e non si è saputo più nulla. In effetti poi hanno fatto l'ascorbato di potassio che è di Vassè Pantellini in Italia e hanno detto che non, diciamo è uso contro il tumore, anche perché Vassè Pantellini dice che l'ascorbato di potassio rigenera, diciamo, le cellule, quindi le rimette a posto. In effetti l'acidità provoca il tumore. In effetti tutti diciamo, i cibi, diciamo, tipo, allora, la cosa più principale è che i tumori amano il glucosio, quindi lo zucchero, quindi in effetti anche questo Pantellini vietava lo zucchero, il pane bianco, tutto quello che è bianco è cancerogeno, a parte che è un po' tutto è cancerogeno perché diciamo è tutto fatto male, però questo Vassellini diceva che lo zucchero raffinato, quello là bianco, è cancerogeno, il pane bianco altrettanto. Diciamo le fette del mulino bianco, quelle là, pane bianco, sono cancerogene. Tutto quello che è bianco, ragazzi, è cancerogeno. Quindi la cosa, il tumore, lui sopravvive grazie a glucosio, quindi deve morire di fame, diceva lui, in effetti. Quindi non si deve alimentare, solo così si può sconfiggere, diciamo, il tumore. Non lo devi alimentare, quindi il glucosio che poi è presente in tutti, diciamo, in tutti gli alimenti è presente. Quindi tu il glucosio lo trovi quasi ovunque. In effetti si dovrebbe evitare tutti questi, diciamo, questi cibi, in effetti, zucchero bianco, pane bianco, farina, pizza, diciamo, tutte queste cose qua sono tutte altamente cancerogene, in effetti. Quindi tutti i biscotti, i biscottini, tutte queste schifezze che oramai siamo abituati a consumare, non le dovremmo mangiare. In effetti dovremmo mangiare, anche se sono inquinate per l'amor di Dio, verdure, quindi sempre una dieta vegetariana. A finale la carne sì, 1 o 2 volte a settimana. Sì, sì, controlla, avvocato, non ti dico, allora il glucosio alimenta
il tumore. Questo non lo dico io, lo puoi leggere su Google, non è che me la sto inventando. Anche io piglio lo zucchero comunque, tanto per dirti, però so che non fa bene, quindi lo so benissimamente, quindi è così purtroppo. Quindi diciamo che chi ha un tumore dovrebbe fare attenzione al glucosio. In effetti dovrebbe cercare di far morire di fame il tumore. Quindi in effetti chi ha il tumore io consiglierei la verità, a parte la chemio che comunque aiuta in effetti ragazzi, però di prendere la scorbata di potassio 3 volte al giorno. Il latte lo stesso. Sì, comunque guarda, Eufrasia, io sinceramente io consiglio chi ha un tumore di prendersi la scorbata di potassio 3 volte al giorno. Lo vendono in bustine già se non lo vuoi fare tu perché potrebbe anche fare a casa, però devi fare attenzione. Lo vendono della NKE, ascorbato di potassio, già in bustine sigillate monodose e lo devi prendere 3 volte al giorno, mezz'ora prima diciamo, della mattina, mezz'ora prima, diciamo, di pranzo e mezz'ora prima della cena, in effetti. Poi lascia stare che puoi fare anche la chemio, comunque poi fa bene prendere un bicchiere di aloe vere, ma fatta però da una pianta, diciamo, che sai sicuramente che è fatta bene, se no compri la pianta e ti fai la procedura tu. In effetti ci sta ancora la procedura su internet. E cercare di mangiare, diciamo, tutta verdura. Io non dico che uno può guarire, per l'amor di Dio, qua io sempre ho detto in certi video, qua non promettiamo miracoli, però chi ha usato l'ascorbato di potassio, aloe vere, ha fatto un'alimentazione un po' particolare, non dico che è guarito, ma perlomeno è riuscito a tenere il tumore a bada, cioè a vivere di più. In effetti su internet stava un signore che aveva un carcinoma al fegato. Sì, io uso curcuma e zenzero insieme in effetti. Allora, sulla curcuma ci vuole il pepe nero perché è olio d'oliva perché se no non viene assorbito dal corpo umano. Quindi dovete fare, in effetti, io a volte come cena mi faccio un panino con pomodoro, ci metto la curcuma, ci metto l'olio d'oliva e diciamo il pepe nero perché così è una bomba proprio contro diciamo le malattie queste qua. Quindi dovete sempre mettere quando usate la curcuma il pepe nero e l'olio d'oliva perché solo così il corpo umano lo assorbe al 100% perché la curcuma è difficile che il corpo umano l'assorbe. Lo zenzero potete mettere un pezzettino come faccio io nel minestrone. In effetti quando faccio il minestrone io prendo una radice di zenzero e la metto nel minestrone a fare insieme al minestrone. Sì, sì, quelle del supermercato, sì, ci sono le radici di zenzero e le radici di curcuma, in effetti usa quella là, solo che attenzione alla curcuma perché ti rimane le mani gialle. Quindi quando tagli la radice di curcuma mettiti i guanti perché dopo ti rimangono le mani gialle gialle gialle. L'ho provata già io, quindi lo so. Dopo ti ci vogliono 3 ore con la retina per togliere quel giallo. Quindi diciamo che facendo attenzione un po' a tutto questo, io non dico che uno, ma per l'amor di Dio, non è detto che devi vivere per forza, però rafforzi più o meno il sistema immunitario, anche perché il tumore quello distrugge il sistema immunitario. Quindi se già fa la chemio, guarda, sì, io non dico, io lo faccio sempre, sono 2 o 3 anni oramai che lo prendo in effetti. Vabbè, un giorno ti prendi la curcuma, un giorno ti prendi lo zenzero, vabbè, ti alterni, non dico che devi fare tutti i giorni la stessa cosa. Che ne so, ieri ho fatto un minestrone, ci ho messo un pezzo di zenzero dentro, che ne so, stasera mi sono fatto un panino col pomodoro, ho fatto curcuma, olio d'oliva e pepe nero macinato, quindi ti alterni, non è che devi fare una cosa obbligatoria. E un'altra cosa che è insopportabile, lo so ragazzi,
però è validissimo, è l'aglio. L'aglio, mi raccomando, biologico italiano, ragazzi, non quello spagnolo perché non va bene. Se siete capaci, lo so che dura, di metterlo nell'insalata di pomodoro, oppure però va mangiato, ragazzi, crudo. È un potente antinfiammatorio, ragazzi, davvero. Lo so che la puzza in bocca è tremenda, non si mette in dubbio, però è una cosa che davvero molto più potente dell'antibiotico. Quindi se uno nella dieta varia tutte queste cose che abbiamo detto, io non prometto che cambi 100 cose, devi morire, però hai ottime possibilità di vivere un po' meglio in effetti, quindi fai curcuma, zenzero, aloe vera, ascorbato di potassio, aglio. Sì, sì, è frase. Io sono sempre stato, so 3-4 anni che faccio curcuma, zenzero, aglio, cipolla. Diciamo la cipolla, quando faccio il pomodoro la metto sempre, quindi anche i pomodori sono ottimi perché sono pieni di polinefolo, come si chiamano. Quindi in effetti tutte queste cose fanno benissimo, quindi in effetti un po' di frutta secca va bene, non assai perché, vabbè, a parte che ingrassa, però quel giusto che basta, quindi noci secche, mandorle, queste cose qua. Diciamo, non è che uno dice, vabbè, vuoi campare 1000 anni, no, però fai un'alimentazione un po' particolare e se devi cadere malato, per l'amor di Dio, puoi fare che vuoi tu, non ci sono santi e va bene, però facendo tutte queste attenzioni io ad esempio sono partito in Finlandia, avevo un dolore fortissimo al lato destro. Io ho detto 2 giorni, 3 giorni, 10 giorni non mi passava. Siccome in Finlandia poi il sistema ospedaliero è un casino, non volevo ritornare in Italia. In effetti mi sono fatto 30 giorni di ascorbato di potassio. Sì, sì, ho fatto 30 giorni di ascorbato di potassio, ti posso assicurare, avvocato, so che cosa avevo, quel dolore lancinante come una fitta nel colon, diciamo così, va. Però dopo 30 giorni che ho fatto 3 dosi di ascorbato di potassio, io ti posso garantire, una bella mattina mi sono svegliato e non avevo più nessun dolore. Ma non so che cosa mi era venuto, che cosa avevo, non lo so, ti posso solo dire che una bella mattina mi sono svegliato e il dolore non ci stava più. Ho continuato per altri 10 giorni con la scorbata di potassio per 3 volte al giorno, poi ho fatto un mese solo una volta al giorno a livello preventivo, solo dopo mangiare, prima di mangiare, quindi a mezzogiorno, all'una, alle 2, mezz'ora prima. Un'altra cosa va girato con un cucchiaino di legno, non di acciaio perché non va bene, quindi deve essere girato con una cosa di legno, uno stuzzicadente. In effetti ci vogliono 2 dita d'acqua a questa bustina che vendono già della NKE con ribosio, quindi ascorbato di potassio con ribosio, perché assorbe molto di più. In effetti è una polverina, vitamina C si può dire al finale, non è che chissà che cosa fosse, quindi non vi pensate che cos'è. In effetti, facendo tutti questi accorgimenti, non dico che non prometto la vita eterna, quindi non è, però ci sono ottime possibilità che la tua vita sia migliore, di qualità. Però è una cosa che devi fare costante, come faccio io ad esempio. Io so 3-4 anni, se non faccio la curcuma oggi mi faccio lo zenzero, se non mi faccio lo zenzero oggi mi faccio l'aglio. Comunque ogni giorno uso qualche cosa che per migliorare il mio sistema immunitario, quindi tutti i giorni uso qualche cosa che diciamo mi faccia bene. Poi la scorbata di potassio io ogni tanto ne faccio una cura, in senso faccio un mese sì, un mese no, quindi per un mese mi prendo una bustina al giorno
prima di mangiare e poi un mese non mi prendo nulla. Quindi diciamo che 3 dosi al giorno di ascorbato di potassio è quando uno è malato davvero, quando uno ha un tumore, quando uno ha una malattia. 3 volte al giorno va preso quando uno sta ammalato. Quando stai bene lo vuoi fare solo a prevenzione per evitare qualche che di ammali, basta solo 1 volta al giorno la bustina. Sì, è uno stile di vita per prevenire. E lo fai un mese sì e un mese no. Quindi per 30 giorni prima di mangiare ti prendi questa bustina con 2 dita d'acqua, la devi girare con il legno, non con l'acciaio, con la forchetta non va bene, il cucchiaino non va bene, con lo stuzzicadente se proprio una paletta quella del caffè di plastica, ma non con l'acciaio a ferro, qualche cosa di ferroso diciamo, quindi lo devi girare come lo butti in acqua a frizzare, quindi quando incominci a frizzare è segno che è buono e puoi berlo in effetti, questo ascorbato di potassio. Poi un'altra cosa buona pure è la vitamina C in effetti, quindi la potete trovare a capsule, la potete trovare anche, io l'ho comprata a polvere per fare l'ascorbato di potassio perché io ho comprato il riboso, l'ascorbato e il bicarbonato di potassio, quindi mi faccio la dose, stesso io ho il bilancino e quindi quando mi faccio la cura io col bilancino mi faccio diciamo la grammatura perché così conviene perché costa molto molto di meno, però si deve fare attenzione perché deve stare non deve prendere umidità, lo devi mettere in un contenitore dove non entra l'umidità, quindi devi fare molta attenzione perché è molto sensibile e non lo devi mettere al sole perché è sensibile, quindi bisogna fare un po' attenzione, se no compri le bustine già fatte buone che stanno sotto vuoto e fai prima, costano di certo un po' di più, questo sì, e quindi anche un po' di vitamina C. Io a volte sai che cosa faccio? Prendo 1 grammo di vitamina C e la metto in acqua, quindi nell'acqua, 1 grammo di vitamina C. E durante il giorno mi bevo l'acqua questa qui. No, no, diciamo che negli ultimi 4-5 anni ho preso come questa fissazione per queste cose, in effetti, anche perché sempre stando vicino a internet, vedendo tante cose, quindi in effetti grazie a internet ho appreso tante cose, a volte qualcuno dice Giuseppe, ma tu come fai a sapere tante cose? Quindi l'ho detto, sto dal 2007 su YouTube, quindi ne ho viste tante in questi 12 anni, in effetti, quindi in effetti avevo visto questo signore col carcinoma epatico che gli avevano dato 3 mesi di vita. Questo ha incominciato a fare una dieta assolutamente vegetariana, ascorbato di potassio, aloe vera. Il signore è ancora vivo tutt'oggi. Il tumore ci sta sempre, però non è morto. Coincidenza, caso? No. Quindi in effetti lui ha tolto la carne di mezzo, mangia solo succhi di verdure, zenzero, curcuma, aglio, diciamo tutte queste cose che ho detto io adesso. E signore ragazzi, che doveva 2 mesi di vita è vivo ancora tutt'oggi, quindi in effetti è strano, ma è così. Diciamo che il tumore si è rimpicciolito, ci sta ancora lì, però lui vive ancora. Lo so, vegetariano, ma purtroppo lui l'ha dovuto fare per forza maggiore, in effetti. Lui doveva scegliere o vivere o mangiare carne, quindi, oppure andare dall'altra parte, quindi diciamo che ha dovuto seguire questa cosa qui. Quindi in effetti, avvocate, ci sono le cose che uno potrebbe fare per migliorare la vita, anche se, ripeto, devi essere continuo in effetti, quindi non è che lo fai oggi e poi lo farai fra una settimana, non serve a nulla, quindi se lo fai tutti i giorni allora è bene,
non dico che tutti i giorni devi prendere tutto quello che ti ho detto, però una il vaccino, lo sai che il vaccino non è buono, avvocatella? Il vaccino porta tante malattie che tu non sai. Prova a leggere un po' su internet, leggi il vaccino che cosa provoca. Io non mi sono mai vaccinato e mai lo farò. I vaccini servono solo a distruggere e portarti altre malattie. Quindi è inutile che dicono fai il vaccino perché così quest'anno non prendi l'influenza perché prendi qualche altra cosa. Io sono contro i vaccini assolutamente, non li farò mai, non l'ho mai fatto in 43 anni e non lo farò mai. E vedi che domandavo frasi, e frase te lo può dire, vedi come ha fatto? È sbagliato. I vaccini ci sta dentro qualcosa di che ti fa cadere ancora più malato in effetti, non ti fa avere l'influenza come dici tu, però poi ti porterà qualche altra conseguenza in effetti. Quindi non mi fido assolutamente dei vaccini in effetti. Tu prova a cercare su Google, dice vaccini contro indicazioni, vedi che cosa trovi, un casino proprio. È come quello dici cura una cosa e ne rompi 100. Che mi serve? Allora, io sono sempre convinto di una cosa, la febbre deve sfogare, cioè la febbre la dobbiamo avere perché il corpo umano deve sfogare la bronchite, la febbre, il mal di gola. Il corpo umano ha bisogno che ogni tanto cade malato e sfoghi. Quindi perché dicono quando c'è la febbre non prendere subito la tachipirina perché è un modo di dire il corpo deve sfogare, quindi nel senso che deve scaricare tutta questa, diciamo, energia e poi ti prendi la tachipirina. Eh sì, però prima di morire dimmelo, eh. Facciamo qualche richiamami. Avvocato, tu sei ancora giovane, quanti tieni? 3-4 anni più di me, e voglio ancora. Tu quando c'hai 47, 48 anni, quindi ci manca ancora, per l'amor di Dio. Qua stiamo sotto il cielo, si può morire pure domani mattina. Però chiamami, eh. Una volta che sei morto mi chiama e dici vieni, sono morto, vabbè, e vengo. Diciamo come Massimo Troisi. Vabbè, se muori... Ah, mi fai chiamare, grazie. 47. Ma mica si vecchia, avvocato che fa sta faccia un short. Se a 47 anni stai così, a 55 come stai? L'avvocatello ogni volta dice quanti anni? A 47 sempre con quella faccina. Manco fosse di 80 anni, dice vabbè. E sta mia mamma che ha 65 anni e ancora che va fuoriendo, che corre avanti e indietro, ma tiene la febbre pure, non la mantengo in casa a volte. Ma stamattina l'ho chiamato dove stai a fare spesa? Ma ho 47 anni, vuoi fare la faccina triste? Quella la gente a 64-65 anni sta fresca. Avvocate, che bell'argomento per questa mattina di ieri, eh? Mamma mia, poi dice che io sono quello là, quando incomincia a fare le battute, dice, Giuseppe, finiscila. Ma pensa a divertirti, tieni 47 anni, avvocate. Non ti preoccupare, pure io a 65 anni, io mi mantengo fresco e tosto, non mi interessa. Io gliel'ho detto alla mia compagna, ho detto, la mia compagna a volte mi dice tu non stai bene con la testa, dico è vero, quindi ho detto mettiti l'anima in pace perché pure quando sarò settantenne io ci proverò sempre, ho detto, quindi finché il cervello funziona mettiti l'anima in pace, quindi fai come me. Quindi ragazzi, a finale
l'alimentazione, diciamo, è quella cosa più che conta. Poi vedi, Eufrasia nel 72 non dice nulla, tu 47 fai la faccina triste. E subito avvocate Giuseppe. Allora, avvocate, fai una bella alimentazione, fai l'amore tutti i giorni, prenditi la vita come viene e cambiaci andando. Detto bello napoletanamente, come faceva mio nonno così faceva, mio nonno è morto a 89 anni e ti posso assicurare, se vuoi ti faccio parlare con mamma, mio nonno a 89 anni mangiava bene, faceva l'amore ancora a 89 anni. E quello dice mia mamma, dice mio padre è morto proprio pazzesco, dice. Il nonno, cioè il papà di mia mamma, a 89 anni, ancora faceva l'amore, mangiava bene perché si sa che loro avevano una fissazione sul mangiare. È vissuto 89 anni, poi ha avuto come si chiama? Ha un aneurisma all'aorta ed è morto. Non è caduto malato di altre malattie, quindi però ti posso garantire che non 89 anni li ha vissuti davvero da Dio. Anzi, te l'ho detto a te, ho detto quando è andato in guerra si è ritirato con 4 figli in più. Pensa, è partito per la guerra, è tornato, sono tornati qua a Salerno 4 figli che li ha fatti per il mondo, pensa un poco. Che ogni volta qualcuno arrivava a casa di mia nonna e diceva io sono il figlio di Melchiorre Antonio. E la nonna diceva, ma quest'altra dove stava? Penso che abbiamo, tanto per dirti, no? Il nonno è andato a fare la guerra ma a modo suo. La seconda guerra mondiale l'ha fatta bene il nonno. Ha fatto figli di qua e figli di là. Quindi, tanto per dirti, pensa un po'. Anche se la generazione di adesso non è come quella lì. Là erano altre stati. Però se uno vive bene, prende la vita in modo allegra, fa una bella alimentazione, si può arrivare tranquillamente. Quindi non è impossibile, ma è possibile secondo me. Poi se uno deve capitare, capita e basta. Però la mia razza più o meno è molto longeva, ringraziando Dio. Diciamo tutta la razza di mia mamma sono morti, sì, però 89, 90, 91, 92, in effetti la razza di mamma, fortunatamente che ho preso dalla razza di mamma un bello ciotto ciotto come dico io, abbiamo il problema della pancia, però in effetti viviamo tanto. Quindi da una parte sono contento che ho preso dalla razza di mamma, non mi importa della pancia, però in effetti mio zio, mo ti dico una cosa, il fratello di mamma, lui ha l'insufficienza respiratoria in effetti, anche perché gliel'ha portato il fumo. In effetti i dottori l'avevano dato morto 20 anni fa per questo, diciamo, problema respiratorio che lui piglia l'ossigeno in effetti. E ti posso garantire che zio sta bene. Quindi, come vedi, è sempre un problema. A volte credo che anche la genetica sia importante, in effetti. Vabbè, ragazzi, vado a fare un caffè. Giusto per perdere un po' di tempo, vado un attimo da mamma, vado a vedere che sta facendo. E ci sentiamo più tardi, ragazzi. Ciao, Avvocatella, ciao, Frasia. Ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti, ragazzi.